follia a Silea, dove un quindicenne armato di sbarra, già protagonista di vandalismi in paese per sfuggire ai carabinieri dopo una rissa, entra nel giardino di un'abitazione e picchia il proprietario di casa. Per il minorenne di Silea stavolta scatta l'arresto. Le parole del padre disperato: ho fatto tutto il possibile, ringrazio comune e carabinieri. Boato nella notte a Mogliano, malviventi fanno esplodere la cassa automatica del distretto sanitario, ospitato l'istituto Gris, danni ingenti per pochi euro. L'Ulso 2 dice atto ignobile. Il giallo di Alex Marangone ha effettuato dei prelievi sull'auto del giovane trovato morto sul Piave a inizio luglio. I familiari del 25enne di Marcon hanno chiesto agli inquirenti di esaminare alcune macchie sospette. Arriva l'ondata del maltempo che almeno temporaneamente spazierà via il caldo, ma potrebbe portare disagio e danni. Allerta gialla su tutto il territorio da stanotte fino alla serata di lunedì. E lunedì riaprirà il cantiere per liberare la Lemagna dalla frana del Fadalto a Vittorio Veneto. Dopo le polemiche di queste ore per lo stop dei lavori nei giorni scorsi, la nota di ANAS: tutelati i diritti dei lavoratori a Ferragosto. In 10 anni in Veneto persi quasi 50.000 artigiani tra idraulici, elettricisti e manutentori. L'allarme della CGIA di Mestre: se il trend non si inverte, in futuro a rischio le riparazioni. Nuovo avvistamento del lupo del Piave che, attratto da rifiuti e immondizie, si avvicina sempre di più all'uomo. Gli ultimi video dell'animale ancora una volta a Saletto di Breda. Ritrovata Daphne, l'allocco sparito da Montebelluna prima di Ferragosto. La sua proprietaria ne ha dato notizia sui social, ringraziando tutti quelli che l'hanno aiutata. Scattata la denuncia contro ignoti. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque si apre con la cronaca di una serata di follia a Silea, dove è stato arrestato un quindicenne che, per sfuggire ai carabinieri dopo una rissa, è entrato nel giardino di un'abitazione e ha picchiato il proprietario di casa. Si tratta di un minorenne già noto alle forze dell'ordine e coinvolto in episodi di violenza e di vandalismo. Si trova adesso nel carcere minorile di Santabona. Disperato il padre che dice: forse ho sbagliato, ma ho fatto tutto il possibile e ringrazio il comune e le forze dell'ordine. Il suo sfogo ai nostri microfoni. Io sono distrutto, cioè sono scosso, perché ho passato quest'ultimo periodo in particolare pesantissimo. Ho trovato tante persone che hanno cercato di aiutarci, carabinieri, il comune, però speriamo che il futuro sia migliore per noi e soprattutto per mio figlio. Mario, nome di fantasia, è il padre del quindicenne arrestato a Silea dopo una sequenza di autentica follia e da mesi attenzionato e più volte finito nei guai anche con altri coetanei. Nello scorso aprile era rimasto coinvolto nel pestaggio di Luca Gobbo in centro a Treviso, anche se non era stato lui a colpire direttamente l'uomo. La settimana scorsa, nei fatti di Zenson, con il pestaggio di un padre accorso a difendere la figlia. È venerdì sera a Silea. Il minorenne si trova in strada in via Lombardia, armato con una sbarra metallica di 1 metro, sta litigando con un coetaneo. La tensione è alle stelle, arrivano i carabinieri, ma il ragazzo, che è in evidente stato di alterazione, ne ha anche per loro. Oppone resistenza e scappa verso la vicina via dei Mille, scavalca il recinto di un'abitazione e si trova tu per tu con il proprietario di casa, che cerca di placcarlo. Di tutta risposta il minore gli sferra un pugno in piena faccia. Ci vogliono più militari alla fine per fermarlo e calmarlo. Con il supporto dei sanitari del SUEM scatta l'arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni e porto d'armi, violazione di domicilio. Un caso delicato e complesso che scuote le coscienze. Il padre, disperato, ringrazia. È dura per la famiglia, è dura anche per gli operatori. Sì, le istituzioni forse a volte non hanno i mezzi per poter far fronte a queste situazioni. Il sostegno alle forze dell'ordine comune sì, c'è stato sicuramente. Il giovane al momento si trova nella sezione minorile di Santabona. Qui incontrerà anche i genitori. La speranza e l'obiettivo di tutti è quello di aprire una nuova fase. Lo vedrò probabilmente i prossimi giorni, sono solo. E cosa gli dirà? Vedrò come sta innanzitutto, capire come si sente, capire appunto come sta e cosa pensa. Questa sarà la cosa principale. Lei ha fatto tutto il possibile, questo è giusto dirlo. Quello che potevo fare, secondo me sì, poi non so, magari qualcun altro l'avrebbe fatto anche meglio, però. Questo dunque l'amaro sfogo del padre del quindicenne di fronte all'arresto di un quindicenne che ancora una volta si è reso protagonista di questi fatti violenti a Silea e non solo.
L'amarezza e la riflessione anche dell'assessore al sociale del comune di Silea, Francesco Biasin, che dice che con i ragazzi occorrono strumenti e approcci nuovi. Parlare ancora una volta di ragazzi, di ragazzini poi di quindicenni che sono incontrollabili e non gestibili e che combinano un sacco di casini, anche seri, a noi fa male. Ragazzini di 15 ma anche 12-13 anni, coinvolti in fatti di cronaca violenti che impongono riflessioni, non giudizi. Un'escalation, quella vissuta nella settimana di Ferragosto a Silea, fino all'arresto del giovanissimo che sta inanellando qui e nei comuni vicini aggressioni, danneggiamenti, scontri con le forze dell'ordine. Il meccanismo è saltato, dice l'assessore al sociale, che di mestiere fa l'educatore professionale dell'ULSS 2 e che con i ragazzi lavora da sempre. Serve assolutamente una riflessione generale, servono strumenti nuovi. Per anni funzionavano i centri giovani, si lavorava in strada, sono cambiati i ragazzi, è cambiato l'uso di sostanze, è cambiato i social, li hanno cambiati, non lo so, è cambiato completamente tutto e servono risposte completamente nuove. La prevenzione ma anche il contenimento dei soggetti difficili senza arrivare al carcere. Anche le stesse comunità per minori devono essere riviste, qui arriviamo con situazioni di comunità dove in realtà i ragazzi ci stanno un giorno, ci stanno un paio d'ore e poi fuggono. Dietro al disagio, uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci, solitudine, difficoltà di inserimento, di integrazione. Tutto questo, se non viene gestito in maniera organica e seria, diventa una bomba sociale ed è quello il problema. E stiamo parlando di ragazzini di 14-15 anni. La rete c'è ma non funziona, non, conclude Biasin, con le solite regole applicate finora nei confronti dei ragazzi. E loro sono in balia di se stessi oppure di un gruppo che tra l'altro diventa devastante perché poi la reperibilità delle sostanze è ovunque, basta andare in autobus e si trovano le pastiglie per cui veramente è questo il grave. E poi ci sono i professionisti del crimine, i ladri, i rapinatori. Parliamo del comando in azione nei locali del GRIS, dell'istituto GRIS di Via Torni a Mogliano Veneto, che stanno ospitando il distretto sanitario. Nella notte è stata fatta saltare in aria la cassa automatica per il pagamento del ticket, peraltro danni ingenti per pochi euro, la caccia ai ladri e la condanna dell'ULSS 2. La potenza della deflagrazione si vede in queste immagini, gli infissi divelti, il soffitto danneggiato, il disordine generale. Sono le 2 di notte quando nei locali del GRIS in Via Torni entra in azione un vero e proprio comando, più uomini a volto coperto muniti di esplosivo che fanno saltare in aria la cassa automatica per il pagamento del ticket. Da qualche tempo la struttura ospita il distretto sanitario dell'ULSS 2. Immediato l'allarme, sul posto arrivano i carabinieri, ma i delinquenti sono già scappati con la refurtiva. Poco dopo i militari in via Schiavonia Nuova Preganziol trovano una Mazda abbandonata e data alle fiamme. Il mezzo risulta ben presto essere stato rubato qualche giorno prima a un residente della zona. L'ipotesi è che i ladri abbiano usato la Mazda solo per colpire. È un fatto molto increscioso, non è che ci sia da aspettarsi una posizione etica da parte dei ladri, perché i ladri fanno questo mestiere, ma voglio dire, entrare nella sanità pubblica laddove la gente va per necessità, mi sembra che abbiamo superato abbondantemente ogni limite, diciamo così. Netta la condanna anche da parte dell'ULSS 2 che sta gestendo gli spazi del GRIS con il direttore generale Benazzi che rassicura come da lunedì non ci sarà nessuna ripercussione per l'utenza. Alla fine il bottino è stato esiguo, poche decine di euro, i pagamenti ormai sono digitalizzati, molto più consistenti i danni alla struttura. Intanto le indagini proseguono anche con l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza non solo in prossimità dell'istituto, probabilmente i ladri sono entrati dalla parte che dà sul fiume Zero. Ancora ladri, 16 bottiglie di liquori di vari tipi e marche per un valore superiore ai 500 euro e il singolare bottino che un 37enne di origini romene aveva accumulato tentando di allontanarsi indisturbato oggi pomeriggio dal centro commerciale di via Castellana di Riese Pio X in provincia del Punto di Treviso. Gli agenti della sicurezza hanno notato i movimenti sospetti, una pattuglia dei carabinieri della locale stazione giunta in loco tempestivamente ha preso in consegna lo straniero e poi lo ha arrestato per furto aggravato e ha restituito le bottiglie al centro commerciale. Ancora la cronaca, ha spinto, estrattonato e minacciato i carabinieri che ieri pomeriggio a Montebelluna lo volevano controllare e identificare. Un 24enne pregiudicato di cornuda di origini marocchine è stato arrestato. L'uomo aveva il divieto di recarsi in città a Montebelluna.
era stato notato da una pattuglia dell'Arma in viale della stazione durante le operazioni di identificazione. Dopo aver tentato la fuga a piedi ha aggredito dunque i militari prima di essere bloccato definitivamente e portato in caserma. Torniamo a parlare adesso del giallo, della morte di Alex Marangon. Sono stati effettuati oggi dei prelievi sull'auto del giovane trovato morto sul Piave a inizio luglio a Vidori. I familiari del 25enne di Marcon hanno chiesto agli inquirenti di esaminare alcune macchie sospette. Noi, la famiglia in particolare, non abbiamo mai parlato di tracce di sangue nell'auto. Abbiamo fatto presente che ci sono delle tracce nell'auto di Alex che vanno esaminate, poi se sarà sangue o altra sostanza lo vedremo. Ancora una volta l'ultima parola spetterà alla scienza. D'altronde la volontà dei familiari di Alex Marangon resta quella di ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane scomparso nella notte del 30 giugno scorso dall'abbazia di Vidor nel corso di un rito sciamanico e ritrovato morto 2 giorni dopo su un isolotto a Ciano del Montello. Proprio i genitori hanno notato quelle strane macchie nell'auto, in particolare sul freno a mano, da cui la richiesta di analisi con i carabinieri del reparto scientifico di Treviso che hanno effettuato quello che in gergo tecnico si chiama tampone. Sì, quello è stato fatto certamente, adesso verranno analizzati, ci aspettiamo evidentemente un'analisi ritengo con la procedura dell'accertamento tecnico non ripetibile, o comunque valuterà poi la procura come farlo, però ancora non si sa che tipo di sostanza sia. Abbiamo chiesto di verificarne la natura, tutto qui. Si tratta dell'ultimo approfondimento chiesto in ordine di tempo dalla famiglia, che nelle settimane scorse aveva indicato anche lo strumento del test sul capello tra i partecipanti al rito, e questo in attesa del responso degli esami tossicologici effettuati sul corpo dello stesso Alex. Sullo sfondo ci sono poi le parole dei 2 curanderos che attraverso un memoriale scritto stanno redigendo la loro versione attraverso l'avvocato Oscar Palè Sant'Andreu. Ipotesi dell'omicidio senza senso, aveva detto il legale dei 2 sciamani ai nostri microfoni. Alex si è allontanato da solo. Non vorrei entrare nel merito perché poi tutto questo tipo di confronto credo che non vada fatto sui giornali o sui media, ma vada fatto poi nelle sedi più opportune. Comunque prendiamo atto di quello che dicono e andiamo avanti. Lasciamo la cronaca per un momento, torniamo a parlare del maltempo che è in arrivo come era stato annunciato. La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutto il territorio regionale, quindi anche la Marca. L'avviso vale dalla mezzanotte di oggi fino alle 18 di lunedì. Per quanto riguarda le previsioni meteorologiche, tra la tarda serata di oggi e domani è prevista una fase di tempo instabile, a tratti perturbato, con frequenti precipitazioni e prevalente carattere di rovescio e temporale che interesseranno gran parte della regione, con possibili fenomeni anche di forte intensità. Lunedì permane una circolazione ciclonica che porterà alle precipitazioni diffuse e consistenti anche a carattere di rovescio e temporale, quindi per tutta la giornata di lunedì, soprattutto su pianura e costa, in esaurimento dalla serata. Dopo le polemiche sul fronte del Fadalto, abbiamo parlato giusto ieri, con il cantiere chiuso per ferie, arriva la risposta di ANAS che rassicura come l'attività per la rimozione delle frane sulla statale delle Magna ripartiranno lunedì. I lavori sono stati temporaneamente sospesi solo nei giorni a cavallo del Ferragosto, è la nota di ANAS, nel rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati nel cantiere da parte delle imprese esecutrici che operano sia per conto di ANAS che degli altri soggetti coinvolti, la cui attività sono strettamente interconnesse. Si legge appunto in questa nota diramata in giornata, dove si sottolinea come i lavori siano iniziati con rapidità. L'obiettivo, fa sapere ANAS, è quello di ripristinare in sicurezza la circolazione nel più breve tempo possibile, però come sappiamo non c'è ancora una data certa. Di sicuro lunedì si riparte con il cantiere chiuso in questi giorni, che aveva alimentato non poche polemiche. Restiamo sul tema viabilità per parlare della Feltrina, prima con una notizia di cronaca di un incidente che c'è stato nel pomeriggio lungo la Feltrina. Lo scontro tra un'auto e una corriera, nella quale è rimasto ferito il conducente dell'auto. La corriera, che effettuava il servizio sostitutivo ferroviario della tratta Montebelluna-Belluno, aveva a bordo una quindicina di persone che fortunatamente non sono state coinvolte nel sinistro, non hanno subito ferite. La strada è chiusa al traffico in attesa del recupero del pullman da parte di una ditta privata. Sul posto i carabinieri
per gli accertamenti delle cause dell'incidente. Ovviamente strada chiusa con grossi problemi e disagi per il traffico, in una Feltrina appunto già aggravata da grossi problemi tra esodo e controesodo. La strada stessa invita a correre, sembrerebbe quasi una pista di lancio per gli aerei, ma di fatto non lo è una strada su cui insistono dei divieti di sorpasso e quant'altro. Però la gente purtroppo i cartelli non li legge e di conseguenza succedono fatti incresciosi. All'incrocio per Onigo la strada regionale Feltrina mostra tutte le sue falle. È qui che l'amministrazione comunale di Pederobba chiede di intervenire con urgenza realizzando una rotatoria. La raccolta firme, di cui peraltro vi avevamo parlato e sostenuta dalla popolazione, è arrivata a Palazzo Balbi. La soluzione non è immediata, in mezzo c'è un passaggio di consegne. La vicepresidente De Berti ci ha detto che nel giro di un anno dovrebbe passare ad ANAS la strada regionale Feltrina e di conseguenza dovrebbero loro stessi realizzare quelle infrastrutture necessarie per renderla più sicura ai veicoli. Partita parallela quella strategica per il nuovo ponte di Vidor, che insiste per buona parte proprio sul territorio comunale di Pederobba, altro che ponte sullo stretto. Ma gliel'ho detto personalmente al ministro Salvini, il ponte sullo stretto rispetto al ponte di Vidor è 100 volte più costoso, anzi direi molto di più, di conseguenza i fondi necessari per la realizzazione del ponte di Vidor si possono trovare. Tra Ponte di Vidor e Feltrina intanto si registrano in questi giorni di fuga verso la montagna lunghe code e intasamenti. All'esodo nelle prossime ore si aggiungerà il controesodo, cui si somma l'allerta per il meteo. Sia dal punto di vista del traffico che sia dal punto di vista delle previsioni meteo invito tutti ad evitare di spostarsi se non è strettamente necessario, perché le condizioni stradali e le condizioni meteo che si stanno proponendo non sono delle migliori. A proposito di traffico, allarghiamo lo sguardo per vedere che giornata è stata sulla rete autostradale Alto Adriatico. In A4 più di 3.000 transiti ogni ora in direzione Venezia e 2.800 verso Trieste. È stato insomma un altro sabato complicato. Traffico da bollino nero anche oggi lungo la rete autostradale Alto Adriatico, sulla quale si stanno riversando, oltre ai vacanzieri di rientro dalla villeggiatura, anche le nuove partenze, esodo e controesodo. Agosto si sta confermando un mese di fuoco per chi percorre quelle tratte. Verso Trieste e anche in direzione Venezia si registrano chilometri di coda ai caselli e lungo l'autostrada. In mattinata alcune code si sono formate in A4 nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e il nodo di Palmanova per l'ingresso in A23, la direttrice che porta verso il confine di Stato. Alle 12 il traffico in A23 risultava sostenuto in entrambe le direzioni, situazione analoga in A57. Nessuna criticità rilevata invece in A28 e A34. In A4 invece si sono registrati in media 3.000 transiti all'ora in direzione Venezia e 2.800 in direzione Trieste. Gli ingressi ai caselli risultano complessivamente in linea con quelli rilevati lo stesso sabato del 2023, ma con un meno 7% all'Isert e un meno 5% a Villesse. In ogni caso un weekend difficile per tutti i viaggiatori costretti a rimanere fermi o a procedere a passo d'uomo in alcuni tratti. Movimentato anche l'Andirivieni alla Tisana, casello utilizzato per raggiungere le località balneari come Lignano Sabbiadoro e Bibione. Gli ingressi segnano un più 16%, 5.500 veicoli, le uscite un più 5%, 6.000 veicoli rispetto a un anno fa. Tornando alla barriera dell'Isert in uscita da Trieste per immettersi in direzione Venezia, a causa di un casello non funzionante, per velocizzare le operazioni gli stessi addetti delle autostrade consegnano i biglietti a mano agli automobilisti. Insomma, sono giorni complicati e ci si metterà anche il maltempo in queste ore. Andiamo in pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso, per parlare di economia. In 10 anni in Veneto perso più del 20% dei lavoratori artigianali, una somma di quasi 50.000 figure in 10 anni. È un problema che diventerà molto grave, l'allarme è della CGIA di Mestre, se questa tendenza non sarà invertita. Continua a scendere il numero complessivo degli artigiani presenti in Veneto. Stiamo parlando di persone che in qualità di titolari, soci o collaboratori familiari svolgono un'attività lavorativa prevalentemente manuale e sono iscritti presso l'INPS nella gestione artigiani. Se nel 2012 erano quasi 196.000 unità,
Rispetto al 2023 la platea complessiva è crollata del 23,4%, meno 45.822 persone, attestandosi su una soglia che supera di poco i 150.000 lavoratori. L'SOS è lanciato dall'ufficio studi della CGA, che ha elaborato i dati dell'INPS. Ce ne accorgiamo subito quando si rompe la corda della tapparella, abbiamo una perdita di acqua in bagno o non riusciamo ad aprire la porta della nostra abitazione. Non sappiamo a chi rivolgerci. Figuriamoci fra qualche anno, quando il numero di falegnami, degli idraulici, dei fabbri è destinato a diminuire ulteriormente a causa della denatalità. La contrazione del numero degli artigiani si nota anche a occhio nudo, sia in città che in provincia sono in via di estinzione tantissime botteghe artigianali, il che cambia anche il paesaggio urbano. Molte attività storiche di famiglia che hanno contraddistinto quartieri, piazze e vie stanno scomparendo. L'invecchiamento della popolazione, l'insufficiente ricambio generazionale e la feroce concorrenza della grande distribuzione, oltre ai cambiamenti dei consumatori che preferiscono spesso l'usa e getta anziché il prodotto fatto a mano. Dobbiamo correre ai ripari investendo di più nella scuola e nella formazione professionale, ridando dignità a molti mestieri che negli ultimi decenni hanno subito una forte svalutazione culturale che ha provocato l'allontanamento dei giovani dal mondo dell'artigianato. Tra le province venete sono Rovigo, meno 31%, Verona, meno 27% e Padova, 24,7%, quelle ad aver subito le flessioni maggiori, mentre Vicenza, Venezia e Treviso, tutte attorno al 20%, hanno subito decurtazioni contenute. È sempre meno spaventato dagli umani e sempre più vicino agli umani. Parliamo del lupo del Piave, nuovo avvistamento di nuovo a Saletto di Breda di Piave. Una quindicina di giorni fa era proprio qua. Attratto dalle immondizie lasciate in questi giorni lungo l'area, ecco che si è fatto rivedere il lupo, sempre lui e sempre a Saletto. Ormai pare che il giovane esemplare si sia affezionato all'area e come dargli torto. Ma ora il problema più grande è che non sembra avere paura degli umani, ma resta comunque una specie pericolosa e da non addomesticare, come sottolineano l'IPU Treviso, Legambiente Piavenire e WWF Terre del Piave Treviso e Belluno, che ricordano comunque che lo stesso Piave è habitat naturale del lupo, al contrario di quel che si crede. Noi chiediamo in sostanza che questo lupo venga recuperato e venga curato e dopodiché sarà rimesso nel suo ambiente naturale, che in questo caso è il fiume Piave. I giovani lupi manifestano un fenomeno che si chiama dispersione. Ad un certo punto del loro sviluppo devono abbandonare il branco e trovare la loro strada, usando fiumi come autostrade. Per spostarsi e cercare nuovi territori dove poter insediarsi, riprodursi, trovare risorse ovviamente per sopravvivere. Ci dobbiamo, come dire, un po' abituare a questi fenomeni e a convivere e a coabitare con questa specie. Legambiente Piavenire ricorda che il lupo è stato presente sul Piave fino agli anni 70 ed era addirittura qui dal 1500 e amplia lo spettro delle richieste. Dobbiamo cominciare a pensare che il lupo può sopravvivere in queste zone, assolutamente, se però noi pensiamo di sistemare questo corridoio ecologico. Non è possibile che noi continuiamo a pensare di invadere il territorio, addirittura di cambiarlo completamente attraverso i vigneti senza che questo produca delle conseguenze. Dobbiamo cominciare invece a pensare che il corridoio ecologico deve essere implementato con aree a vegetazione spontanea, cioè bisogna che la regione pensi a questa cosa qua. Un'area più ampia di rispetto che risolverebbe, secondo Pozzobon, anche molti altri problemi. E questo tra l'altro dà anche una soluzione, secondo noi, al problema delle esondazioni, perché in zone come queste, se ci fossero più zone di demanio pubblico con vegetazione spontanea, noi avremmo risolto anche il problema delle inondazioni che potrebbero esserci. Il lupo all'interno di questo sistema potrebbe starci tranquillamente. E poi, nota dolente, l'informazione che manca del tutto, tanto che le 3 associazioni vorrebbero fare proprio a Saletto una serata informativa con amministrazioni e cittadini. Non sappiamo assolutamente nulla del povero lupo. Io l'ho visto una volta proprio in una ripresa molto amatoriale, dove il lupo a un certo punto va vicino al cane e si buttava per terra per giocare con lui sia da una parte che dall'altra.
Torneremo a parlare del lupo fra pochissimo nella pagina bellunese, e lì c'è stato un avvicinamento, un incontro ravvicinato che ha destato preoccupazione. Ma invece parliamo di un altro animale. Se il lupo del Piave è imprendibile, è stata invece recuperata Daphne, l'allocco sparito da Montebelluna prima di Ferragosto. La sua proprietaria aveva lanciato un allarme sui social. Il sospetto è che fosse stato rubato, tanto che è scattata la denuncia contro ignoti ed è stato appunto ritrovato. Giorni di ricerca, notti insonni, ansia e paura, chilometri di camminate, mani lacerate e arrampicate sugli alberi, ma valeva tutto la pena per recuperare Daphne, l'allocco zamperosse, sparito qualche giorno fa da una casa di Montebelluna in via Melette. La sua proprietaria, Alessia Zerbinati, grande appassionata di rapaci, ne ha dato notizia sui suoi social, con punti esclamativi e cuoricini, ringraziando tutti coloro che l'hanno aiutata nella faticosa impresa di recuperarla. Sempre sui social aveva lanciato l'appello alla ricerca il 13 agosto, quando si era accorta della sparizione dell'esemplare. Daphne è stata ritrovata in una villa poco distante da casa, certamente rubata, dice la proprietaria, dato che la voliera dove era tenuta non presentava e non presenta buchi, quindi è stata sottratta da persone che potrebbero essere anche conoscenti della proprietaria stessa. Ora infatti le forze dell'ordine visioneranno filmati disponibili da telecamere di sorveglianza e cercheranno di risalire ai colpevoli che si sono macchiati di furto in abitazione e violazione di domicilio. Si sono resi conto di avere fatto una stupidaggine e l'hanno rilasciata, ha commentato Alessia Zerbinati, che ha anche risposto, sempre sui social, a chi la accusava di detenere un rapace come animale domestico, che l'animale è detenuto legalmente in una voliera e non in una gabbia e che è con lei da quando era un giovane pullo, per cui in natura morirebbe. Daphne è parte integrante della famiglia e quindi siamo felicissimi di riaverla a casa. Al di là del valore economico è l'affettivo quello importante per noi. Le nostre figlie sono state in lacrime 2 giorni e noi eravamo devastati. Credo siano gesti disumani, privi di sensibilità, empatia e rispetto, ha commentato ancora la proprietaria. E noi adesso andiamo nel bellunese per tornare a parlare del lupo. Un lupo che a San Vito di Cadore è arrivato sino nel giardino di una abitazione. C'è stata ovviamente molta paura per una famiglia, peraltro non era mai successo in questa zona e dunque il sindaco dice che dovremmo prendere dei provvedimenti. Ancora lupi, un esemplare è entrato nel giardino di casa della famiglia De Sandra Resinego Alte di San Vito di Cadore. Prima si è aggirato intorno alla legnaia, parrebbe per una decina di minuti, per poi tornare verso il bosco spaventando i presenti che si erano riuniti per una grigliata ferragostana. Erano una decina di adulti e 5 bambini. Poco prima di mezzogiorno hanno visto entrare il lupo, né spaventato né infastidito dalla presenza delle persone, andando anche sul poggiolo di una casa vicina i cui proprietari erano assenti. È chiaro che noi dobbiamo far mantenere, proprio per la sicurezza di questi animali, la paura che il lupo deve avere nei confronti dell'uomo. Questa è la miglior salvaguardia proprio per il lupo. Dell'episodio accaduto in pieno giorno a Resinego Alte è stato subito informato il sindaco Franco De Bon, esperto di fauna selvatica, che ha fatto una segnalazione alla polizia provinciale che effettuerà un sopralluogo. La situazione andrà monitorata per capire se è un episodio isolato o se si ripeterà e nel caso verranno adottati i protocolli previsti dalle normative in caso di animali troppo confidenti. A San Vito un lupo così vicino alle case e soprattutto alle persone non si era ancora mai visto, sottolinea il sindaco, per di più in un'area molto frequentata anche da turisti perché porta semplici passeggiate molto belle e panoramiche. In alcune parti della provincia c'è stata la dissuasione con le munizioni di gomma, con i pallini di gomma. Io credo che nei casi in cui questo lupo aggravi il suo comportamento, nel senso che entri continuamente nei centri abitati dando allarme eccetera, crei proprio allarme sociale in questa situazione, perché la signora mi ha telefonato veramente molto allarmata perché aveva 2 bambini piccoli, poi appena sopra hai visto che lì siamo proprio nella prossimità della casa. Nel caso ulteriore l'animale dovrebbe essere rimosso.
Allora, ci sono degli interventi di oggi importanti. Alle 13 è scattato l'allarme, siamo in cima al Col Nudo in Alpago per una 31enne austriaca che aveva manifestato una reazione allergica dovuta alla puntura di un insetto, quindi una reazione appunto che poteva essere fatale, con una squadra del soccorso alpino pronta in località San Martino per un eventuale supporto alle operazioni. Falco 2 ha individuato il punto non distante dalla vetta e sbarcato il tecnico di Elis Soccorso, che si è sincerato che l'escursionista potesse muoversi. Dunque è stata portata la donna lungo le creste fino a un punto agevole per l'imbarco e la donna è stata portata all'ospedale di Belluno, quindi si è evitato lo shock anafilattico. Dopodiché, poco prima delle 14, la centrale del 118 è stata invece attivata da un uomo il cui amico si era sentito male dopo aver fatto il bagno nella forra della Grotta Azzurra. Si tratta di un 34enne di Scorzè che è stato raggiunto dal medico e dal tecnico di Falco 2, calati con un verricello di 70 metri. Valutate le sue condizioni, l'uomo è stato issato a bordo e portato al San Martino. Questi sono gli interventi di oggi del soccorso alpino, legati anche ovviamente al SUEM, e in questi giorni, complice il forte afflusso turistico delle Dolomiti, il Gran Caldo, è stato toccato un picco di accessi nel pronto soccorso degli ospedali dell'ULSS Dolomiti. La media annuale infatti è di 277 accettazioni giornaliere tra Belluno, Feltre, Agordo, Pieve e Auronzo. A luglio c'è stato un più 10% rispetto al 2023, con picchi pensati di 400 accessi. Nelle prime 2 settimane di agosto nel pronto soccorso sono entrate 5.488 persone, con il record di 481 soltanto nel giorno 13. E teniamo presente che il 67% di questi sono codici bianchi, quindi un accessi boom al pronto soccorso dovuti anche al boom di turisti nelle zone montane. È davvero tutto per questa edizione di Treviso, vi ringrazio per averci seguito e arrivederci.